La bellezza del territorio, la qualità assoluta dei prodotti, la cura, la maestria degli agricoltori e poi un prodotto finito, gastronomico, che ha colpito nel segno. La Sicilia è stata la prima regione d'Italia che ha avuto l'ambito riconoscimento europeo come regione europea della gastronomia, e questo non è un caso. Al G7, agricoltura, si parla anche di questo. È un po' il centro nel quale confluiscono tutte le parti attrici di questo grande successo, di questa grande conquista, che non vuole adagiarsi sugli allori, ma vuole assolutamente che questo sia lo spunto per andare avanti, per aggiungere la tecnologia, per aggiungere elementi affinché il nostro Made in Sicily, anzi Born in Sicily, sia un volano per l'economia. È una grande opportunità quella del riconoscimento Sicilia Regione Europea della Gastronomia per il 2025. Ci stiamo preparando con queste manifestazioni all'interno del G7, dell'Expo. È un programma che è nato con il mio predecessore, l'assessore San Martino, con il pieno sostegno del presidente Schifani. Li ringrazio ambedue per questa straordinaria opportunità che danno alla Sicilia e a me di portare avanti questo lavoro. Sicilia, regione della enogastronomia, non significa soltanto esaltare i prodotti di eccellenza della nostra Sicilia, prodotti DOP, prodotti GP, prodotti biologici, una diversità e una biodiversità che è veramente elevata, ma significa anche promuovere la Sicilia, promuovere il Made in Sicily, il che significa cercare di raccordare le iniziative sulla enogastronomia e sui prodotti agroalimentari con le bellezze del turismo, con le bellezze dei beni culturali, con i borghi marinari, con i borghi rurali, con le riserve siciliane, cioè sostanzialmente cercare di innalzare il livello di attrattività della Sicilia, trainando tutti gli aspetti delle bellezze siciliane attraverso l'agroalimentare. Dobbiamo passare da una situazione di criticità e delle emergenze che vengono sempre e continuamente descritte in Sicilia alla esaltazione invece delle bellezze, non solo delle emergenze ma delle eccellenze. Senta, insomma, dobbiamo fare squadra, Assessore. Assolutamente sì, e io ringrazio anche i colleghi degli altri assessorati coinvolti, in particolare l'assessore al turismo, l'assessore ai beni culturali, l'assessore al territorio e ambiente per le riserve, cioè tutti coloro che potranno anche nel 2025 dare un apporto costruttivo con una rete di relazioni, con una rete di iniziative che dimostra la unità appunto di intenti del governo regionale presieduto dal governatore Schifani. Senta, lei ha un assessorato da una parte bellissimo, perché lei rappresenta veramente, possiamo dirlo, nel mondo, siamo al G7, possiamo dirlo assolutamente, l'eccellenza del territorio, e dall'altra parte un assessorato difficilissimo, no? Che si scontra col cambiamento climatico, che si scontra con i problemi che abbiamo tanto discusso della siccità. Quindi è un'azione su più fronti che state portando avanti. Sì, io spero che stiamo per uscire dal momento critico della siccità, del momento più acuto, momento che ha visto diversi mesi con grandi sofferenze soprattutto da parte degli imprenditori agricoli, delle aziende a cui sono molto vicino. Passato questo momento dobbiamo passare alla programmazione. Già c'è un primo intervento immediato
che come governo porteremo avanti come assessorato, che è quello di di emanare tra pochi giorni, tra una decina di giorni, un bando a favore delle aziende agricole che metterà a disposizione 100 milioni di euro, di cui 50 della vecchia programmazione del PSR e 50 della nuova programmazione del PSP, quindi il nuovo PSR che ha cambiato denominazione e struttura, per fare laghetti collinari, per fare laghetti aziendali, per fare pozzi, per fare impianti di dissalazione e quindi tutte quelle misure che consentiranno appunto di mitigare in futuro i sicuri periodi di siccità. Un G7 aperto, erano state queste le premesse e nella realizzazione sembra davvero questo, aperto in particolare ai giovani, laddove l'agricoltura comincia a ridiventare un polo di attrazione. Sì, i giovani sono molto importanti, nelle aziende agricole siciliane c'è una elevata percentuale di under 35, cioè di giovani che si accostano all'agricoltura. Noi come amministrazione regionale, come assessorato all'agricoltura, dobbiamo creare le condizioni affinché ci sia un insediamento di giovani. Abbiamo bandi specifici sull'insediamento dei giovani, agevolazioni che consentono appunto di scommettersi. Ci sono tanti giovani che si vogliono scommettere nelle aziende agricole. Assieme a questi giovani imprenditori dobbiamo associare un'attività di formazione e un'attività di assistenza. Ecco, un ruolo fondamentale, e noi ci facciamo questa bella passeggiata, assessore, tra i trattori, no? Che restano, come dire, il punto di riferimento, un po' l'emblema dell'agricoltura siciliana, fatta da agricoltori bravissimi che hanno saputo fronteggiare i problemi. Ecco, un punto importante è il rapporto che state facendo ancora più fitto con le università siciliane. Il rapporto con le università e i centri di ricerca è un rapporto essenziale, perché attraverso la collaborazione tra tutti gli attori della filiera, tra cui quelli della ricerca, noi riusciamo a innovare. Trasferire innovazioni è fondamentale per la nostra Sicilia e chiaramente il luogo deputato appunto è l'università. Dobbiamo conservare le tradizioni ma innovando, perché altrimenti sarebbe difficile andare a collocare i nostri prodotti nel mercato, e quindi questo rapporto oggi faremo un convegno con la presenza dei rettori delle università e con la presenza di illustri colleghi e colleghi delle nostre 4 università, proprio per dare un segnale della importanza che riveste la ricerca e l'innovazione tecnologica all'interno della pubblica amministrazione. Allora, noi tra poco busseremo in questo convegno molto importante. Ricordiamo che questi convegni non sono solo parole, ma sono uno scambio di intenzioni. Dalla conversazione, dallo scambio nascono le idee. Ma assolutamente, il confronto tra le imprese e la ricerca è un incontro fondamentale. Peraltro l'assessorato agricoltura ha promosso diversi bandi per appunto facilitare la collaborazione tra le imprese e i ricercatori.
devo sottolineare che proprio i piani di sviluppo rurale, così come i progetti 115 della Regione, hanno messo in moto le università da tanti anni, e questo moto ha portato a un successo straordinario nel PNRR. L'Università di Catania partecipa al grossissimo Centro Nazionale Agritech, le tecnologie del futuro per l'agricoltura che in un momento di cambiamento climatico sono fondamentali. La Sicilia c'è, l'università c'è, ma la cosa più importante è che ci sono i nostri giovani e la formazione dei nostri giovani per questo futuro. Progetti da diversi anni dove le università sono coinvolte in progetti che riguardano la tracciabilità, l'autenticità del prodotto, la sicurezza e adesso negli ultimi anni ancora di più la sostenibilità delle produzioni. Vorrei sottolineare che in questo la politica regionale ha aiutato le università a fare sinergia, cosa che prima avveniva più di rado perché ovviamente è un sistema competitivo quello della ricerca, mentre adesso si va via via verso un sistema dove le collaborazioni rappresentano veramente un valore aggiunto e viviamo un momento magico. L'Università di Messina, sia attraverso le attività formative che attraverso le attività di ricerca e anche di trasferimento delle conoscenze sul territorio, ampiamente tocca argomenti che riguardano appunto le eccellenze del nostro territorio. Lo fa quindi attraverso numerosi corsi di studio che si occupano ad ampio spettro di tematiche inerenti, le interazioni col territorio e soprattutto le eccellenze dell'agroalimentare e del settore della pesca. Lo fa con la ricerca tramite progetti sia locali che nazionali che internazionali, in collaborazione con altri enti, con altri atenei e anche con aziende del territorio che hanno solide collaborazioni con il nostro ateneo. Da Enna dico questo, che effettivamente io come rettore dell'Università di Messina a suo tempo sono stato il primo ad attivare un corso di laurea in enogastronomia e sono felice che ora lo faccia anche l'Università di Palermo. Probabilmente lo faremo anche noi perché l'enogastronomia siciliana è un ambasciatore, della nostra terra nel mondo. L'unico auspicio che io posso esprimere è che i giovani che si laureano e che studiano gli aspetti culturali, scientifici dell'enogastronomia possano spendersi per l'enogastronomia siciliana in Sicilia. Born in Sicily, nato in Sicilia, diventa un ulteriore viatico per un export ancora più forte per il nostro territorio. Sì, il Born in Sicily non deve essere solo il born delle eccellenze agroalimentari, deve essere qualcosa in più, deve essere un'esportazione delle nostre bellezze turistiche e quindi che rappresenta un asset fondamentale per la nostra Sicilia, e poi dei beni culturali.
e dobbiamo rafforzare questo legame. Io sono fiducioso che riusciremo nel 2025, utilizzando questo riconoscimento, a rendere concreto questo concetto. Senta, noi vogliamo chiudere questo nostro speciale con un suo consiglio, Assessore. Adesso ci rechiamo con il collega che è naturalmente qui alla Camera, nel padiglione della Regione Siciliana, dove ci sono tutte quelle bontà pazzesche. Dove ci consiglia di andare? In quale stand particolare? Ma all'interno del nostro padiglione ci sono eccellenze di primaria importanza, i pomodorini, il figo d'India, i prodotti, gli agrumi e tanti altri prodotti, le pesche. Tutti i prodotti di eccellenza, GP, DOP, veramente eccezionali. Io credo che i visitatori in questo Expo hanno potuto veramente apprezzare tutto quello che noi produciamo. L'abbiamo detto all'assessore Barbagallo e lo facciamo. Chiudiamo questo nostro speciale nello stand della Regione Siciliana. Andiamo a cercare uno dei prodotti più amati, più ambiti. Vedo il pomodorino, non posso che andare a vedere il pomodorino che ci rappresenta. Salve! Salve, buongiorno. Allora, pomodorino, questo è il? Pomodoro datterino. Proviene da dove? Da Trapachino e Portopalo, sud-est estremo della Sicilia. Si esporta tanto questo pomodorino? Sì, noi i nostri mercati sono principalmente il nord Italia, la Svizzera, l'Inghilterra. Allora, facciamo una cosa, il pomodorino così buono, amici che ci seguite, si può gustare anche così, cioè io ne posso prendere uno e posso sentire tutto il sapore della terra. L'aroma, la dolcezza, l'insieme di tutti i sapori che racchiudono, l'acido che viene esaltato dallo zucchero che c'è dentro il pomodoro. Allora, possiamo anche dire salute con questo, come se fosse una bibita. Salute a tutti voi, naturalmente si chiude qui il nostro speciale, ma noi continuiamo a degustare.